Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti amici dell'oroscopo, un nuovo martedì il 13 luglio e noi ci lasciamo guidare dalle stelle di Radio.0 nelle ultime novità. Iniziamo subito, partiamo dall'Ariete. Darete il vostro prezioso contributo anche dove non vi sembra che sia accolto all'unanimità, rendete più chiaro il messaggio semplificandolo. Sogni che scaldano il cuore, progetti comuni guidano i vostri passi verso l'armonia di coppia. Toro, con la luna nell'affidabile Vergine sarete puntuali negli appuntamenti e precisi nell'attenzione ai minimi particolari, scrutando a dovere ogni cosa. Nessuno si lamenterà del vostro conto e anzi riceverete una piccola gratifica per il vostro impegno. Gemelli, una lamentela unita alla quadratura lunare rischia di rovinarvi la giornata, ma voi giocate d'astuzia e non vi fate prendere in contropiede. Sfruttate le critiche che vi muoveranno per migliorare, tutto può andare a vostro vantaggio personale. Cancro, qualcuno trama alle vostre spalle, ma voi, per merito del sestile della luna con Mercurio, avete gli occhi ben aperti e lo smascherate senza pietà. Siete tranquilli anche in territori ancora inesplorati, perciò non disdegnate un pizzico di avventura. Leone, avrete gran fiducia nelle vostre capacità grazie alla congiunzione Venere-Marte, non c'è situazione della quale non vi sentiate all'altezza. La sensualità può essere un'arma a doppio taglio, usatela con discrezione se non volete complicazioni. Vergine, se volete restare in forma, occhio alla dieta, per colpa dell'opposizione della luna con Giove la fame vi cattura, mangiate con più equilibrio. Oggi meglio non fare completo affidamento su qualcuno che poi potrebbe non essere così presente. Bilancia, nonostante qualche piccola difficoltà nell'esprimere il vostro giudizio, non vi nascondete dietro all'operato altrui e questo vi farà onore. A volte conta più lo sforzo che il risultato e se il vostro è stato il massimo non potete fare di più. Scorpione, invogliati dal sestile lunare vi lascerete coinvolgere in qualcosa di interessante, possibilmente anche prevedendo la giusta remunerazione. Potete concedere un aiuto gratuito a chi ve lo richiede, a patto però che poi non se ne approfitti. Sagittario, un acquisto poco mirato vi ha tenuto sulle spine, appesantiti dalla luna non avete fatto il reso entro il tempo necessario, riciclatelo magari come regalo. Anche se il vostro umore non è così brillante, non prendetevela con il partner che non c'entra nulla. Capricorno, proposte allettanti con l'appoggio della luna in Vergine oggi, non tiratevi indietro all'ultimo minuto e non preoccupatevi dei cambiamenti. Alcuni desideri del partner li potete tranquillamente esaudire senza troppo sforzo, perciò cosa aspettate? Acquario, la vostra produttività non è al top, anche perché piuttosto che andare dritti al sodo vi state perdendo in un dedalo di dettagli pressoché inutili. Dubbi e incertezze sono da eliminare al più presto se volete essere precisi e centrare così il bersaglio. E chiudiamo infine, ultimi ma non meno importanti, gli amici dei pesci. Negli affari meglio evitare come la peste imprudenze ed eccessi. La luna è opposta a Giove, seguite questo consiglio e restate sul sicuro. Affrontate senza preparazione certe situazioni si rivelano un campo minato, meglio fare marcia indietro ogni libertà che riuscite a conquistare a un prezzo. Ed è tutto quindi per oggi dalle stelle di Radio.0 che ritornano domani ancora con tutte le novità del giorno. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0